Pensiero del giorno. Giovedì 9 gennaio. Disponibili agli altri. Non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 18. Amare con i fatti. La vera fede, dice l'Apostolo, è quella che dà prova di sé, amando come Gesù ha amato e ci ha insegnato. Ora, la prima caratteristica di questo amore è la concretezza. Gesù non ci ha amati con dei bei discorsi, ma è passato in mezzo a noi facendo del bene, sanando tutti, essendo pienamente disponibile verso quelli che gli si presentavano, a cominciare dai più deboli, dai più poveri, dai più emarginati e dando la sua vita per noi. Amiamo allora con i fatti e non con le parole, cominciando dagli umili servizi che ci sono richiesti ogni giorno da parte dei prossimi che ci stanno accanto, e amiamo nella verità. Gesù agiva sempre in linea con la volontà del Padre. Allo stesso modo, anche noi dobbiamo sempre agire in linea con la parola di Gesù. Chiara Lubich, estratti dal commento alla Parola di Vita, maggio 1988. Parola di Vita, gennaio 2025. Credi tu questo? Giovanni 11:26.